Ciao a tutti! Oggi vi voglio presentare un ingrediente principe di uno dei piatti più gustosi della cucina italiana, uno dei piatti della tradizione campana, forse quello più famoso in tutto il mondo. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Allora io, beniga di conto. Guardate com'è bello l'oro di Sardegna, l'oro preziosissimo del Campidano. Questo è il grano appena mietutto, ancora ha tutte le pagliuzze, tutte le particelle che devo togliere e tantissimo perché io preparo moltissime pastiere e altri piatti che richiedono il grano, ma principalmente la pastiera, il famosissimo dolce napoletano, campano, insomma. E ora vi mostrerò anche un altro piccolo oggettino. Come conserverò il grano? Lo metterò nelle buste del pane, dentro una scatola ben chiusa e lo conserverò così per tutto l'anno, perché questo arriva direttamente dalla trebbia. Non ci sono altri passaggi, è stato raccolto, è stato tagliato, separato dalla spiga, quindi mietuto e trebbiato. Mio nonno queste operazioni le realizzava tutte a mano, anzi ne approfitterò per raccontarvi qualche aneddoto legato al momento della trebbiatura, per cui non ci sono tanti passaggi, di conseguenza il grano ha soltanto le sostanze che sono state utilizzate per diciamo proteggerlo dall'attacco di alcuni parassiti, ma nessun conservante. L'unico modo per farlo arrivare sino al prossimo anno è quello di tenerlo dentro le buste e in un luogo ben chiuso. Quando deciderò di preparare la pastiera, prenderò questo strumento, non proprio questo che è una miniatura, ma il cestino originale che si chiama cilivru ed è particolarissimo perché all'interno è realizzato con la paglia del grano, vedete, finemente legata, con un bordo alto, quello originale circa 4 cm, e mi permetterà di separare i chicchi del grano dalle pagliuzze inutili. Questo è specialissimo perché l'avevano comprato a una festa mia bisnonna con Memme e Memme ci teneva tantissimo che lo conservassi io, e quindi è a casa con me assieme ad altri cimeli legati alla tradizione della panificazione, e, e ci tenevo a mostrarvelo e a condividere con voi questo ricordo. Quindi vi consiglio di procurarvi anche voi il grano, l'oro del Campidano, comunque l'oro di Sardegna, perché la pastiera e altri prodotti con questo ingrediente hanno un gusto decisamente speciale. Vi voglio presentare zio Antonio che da tanti anni mi permette di assistere alla mietitura. Quest'anno non ho potuto io, anche se mi hanno avvisato per tempo. Mi piace tantissimo perché mio nonno era un massaio, era anche un contadino e quindi raccontava sempre di questa lunga trafila per la produzione del grano, e anche se questo avviene in maniera meccanica ho tantissime fotografie di questi anni scorsi, bellissime, che riguardano appunto la trebbiatura meccanica. Vi presento zio Antonio e vi saluto. Zio Antonio, che mi ha fornito il grano, me l'ha donato per le nostre pastiere. Grazie, Ciao zio ciao. Antonio.